La scena scoperta. No, avevano messo il semaforo che era più aspetta che non zappo sotto che poi è buona da offendersi, che c'era il guardo chiuso, tazzi che sono passati dei ragazzi, gli ho chiesto e ha detto no, non so perché c'è il semaforo, ha detto no, non c'è l'acqua, cioè era giù, potevi passare, difatti siamo passati, si vede che vabbè hanno dimenticato il semaforo acceso. Hai preso un po' ripreso? Ho preso il classico. No, è bello, che anche, guarda, c'era quello di Dragon Ball, quello dei Pokémon, che ci quello volano, di One Piece. no, ci volano sempre le cose. Questo ha il portascheline. Ma quante cavolo di pedine ha? E tante pedine, capito? Ma manca il T-Rex, non va bene, cambia. No, ma non ha senso. Cioè, perché tutte le Polo sono sbattute incidentate sul lato posteriore sinistro? Cioè, perché non il posteriore destro, l'anteriore? Cioè, perché è sempre solo lì? È strana sta roba, è tanto strana. Guarda chi ce l'ha, guarda ragazzo. La cicogna. La cicogna, no, non metto le mani, la cicogna sul lampione. Ciao cicogna. Hanno attraversato, è l'ibis nero, quello col becco nero. Non è il becco nero, il becco giallo. Quello aveva il becco nero. Vabbè, qua se vuoi portare i bambini c'è l'oasi. Eccoli qua, c'è l'oasi di Quadris, che è l'oasi dove ci sono le cicogne e probabilmente adesso anche gli ibis. Ma non è il becco nero, è il becco giallo. Avranno gli extracomunitari anche loro. Cioè, vedi, si sono giunti sti uccelli neri. Aspetta, la racconto anche ai bambini che ci seguono da casa, non solo al Giacomo. Allora, non tutti voi sapete il perché si dice che il bambino è stato portato alla cicogna, la cicogna ha portato il bambino, ossia perché quando c'è un bambino c'è il simbolo della cicogna sopra il tetto, ok? Sopra il camino di solito. Allora, bambini, una volta dovete sapere che la gente qui era povera, ma era tanto povera al nord, tanto che si usava, tipo nel film I ragazzi di campagna, se non l'avete visto guardatelo che è bellissimo, si usava avere le case ghiacciate, ok? Cioè ci si alzava proprio coi pinguini, però quando, perché costava tanto la legna, costava, lascia stare costava tanto, costava. E però quando nasceva un bambino, quando c'era un bambino piccolo, c'era la necessità di avere la casa più calda e allora si usava a tenere il riscaldamento più acceso, quindi il camino buttava fuori caldo, quindi le cicogne andavano a fare il nido sui camini accesi. Da lì il collegamento che quando nasceva un bambino c'era la cicogna, ossia la cicogna portava il bambino. È un grillo disabile, l'abbiamo smazzullato, poretto, è morto, tutto il sbudellamento fuori, che schifo. No, ma guarda che velocità estrema che ho in camper, guarda. La cavalletta là? Sì, insetti disintegrati proprio. Tappa San Daniele, vuoi non farla? Accidenti. San Daniele è la città del prosciutto, il famoso prosciutto di San Daniele, il prosciutto di San Daniele. €1. No, vabbè, no, dai, €1. è da anni che lo cerco sul web dappertutto. L'ho preso oggi dopo una rassegnazione. No, questo agli euro. No, vabbè, non ci credo, dai, che tristezza, mi sei coglioni, però dai. Via dentro qua. Voto 10. Buonissimo anche il merlot della casa. Mentre Alessia ti sconsiglia il bollicine, sempre tra virgolette il prosecco. Guardate, era proprio svampito, quello proprio non gli è piaciuto. No, forse è così. È l'obbligatoria pizza dalla Marzia, che è la pizzeria Cuore Anima. Ogni tanto è bene coccolarsi e far festa. Sto weekend l'abbiamo fatto di brutto, porca miseria. Vabbè, con questo ci abbiamo giocato tra virgolette tantissimo, avevamo dei bellissimi ricordi, però è ora che vado in pensione. Sì, io ho preso la versione normale, cioè quando usi tanto una cosa non ha senso risparmiare. Ecco, questi sono i miei acquisti. Praticamente io nella mia vita compro le cose più economiche, poi scopro, nonostante sia palese, però vabbè, lo scopro che non è proprio il massimo e che desidero qualcosa di meglio, dico beh cazzo, lavoro, investo il mio tempo per avere dei soldi, posso permettermi le cose migliori, questo in generale, con le moto, proprio con i vestiti, con tutto, e quindi mi compro anche la cosa migliore. Quindi ho buttato via i soldi della cosa economica, perché potevo prendermi direttamente quella buona e via. Vabbè, insomma, ne abbiamo parlato tantissime volte di questa veneta o forse italiana
no, regola, come si neanche leggendo, come si dice questo modo di dire, no, Veneto, che scusa, forse italiano, che chi più spende meno spende, ossia se prendi roba di qualità o bella che ti piace, poi non hai motivo per spendere altri soldi e cambiarla, hai capito? Non hai motivo né funzionale né estetico del desiderio, cioè nel senso, prendiamo anche la moto per esempio, sempre per fare esempi, la mia che ho, sempre nell'esempio, non la mia nel senso la Ducati, va benissimo, però cioè, a me piaceva l'altra, prima o dopo te la comprerai, cioè sto desiderio, se è vero, resta dentro di te e marcisce nel senso che si fa sempre più forte, capito? E quindi ti porterà a pentimenti oppure, come succede a me, ti porterà poi a comprare quella cosa. Però sempre nell'esempio cosa è successo? Tu hai comprato la moto che non ti piaceva, in più dopo dovevi comprare anche quella che ti piaceva, hai capito? Questo è il motivo per il quale io ho preso la Ducati soldi buttati. Ho detto inutile continuare a prendere R1, magari o altre moto che alla fine non è che non mi piacciono, non sono il mio desiderio finale, capito? Non sono proprio la mia ambizione. È inutile, ho detto, continuare a spendere soldi, cambiare moto, prendiamo direttamente quella che mi piace, ecco. Quella che proprio mi piaceva era il 916, per una questione psicologica di ricordi forse, ecco, insomma. Solo che il 916 è una moto molto vecchia, particolare, quindi costa tantissimo, costa una follia, mi ricordo c'era una Senna a 80.000 euro, e la più delicata in teoria di tutte dovrebbe essere la più delicata, e comunque anche la più vecchia, del 94 93 94 insomma. Mentre la mia Ducati soldi buttati 748 è a parte tra le meno rompicoglioni della serie Superbike Tamburini che fecero all'epoca, ma è anche la versione del 2001, la quale parte, vabbè, porta due piccole cazzatine di miglioria, ma in teoria dovrebbe essere, in teoria, dopo abbiamo visto nella pratica che non è, dovrebbe essere meno sottoposta alla scromatura dei bilancieri, che è un difetto tipico Ducati, piuttosto che altre magagnette che invece si sono presentate comunque. Ecco, probabilmente col modello precedente si verificavano ancora di più. Vabbè, comunque io l'ho messa a nuovo, adesso quest'inverno quando farà freddissimo la porterò dal meccanico delle Ducati soldi buttati per rifare le sospensioni, sia le anteriori che le posteriori, e la frizione, che ho già preso tutti i pezzi. Non era proprio da cambiare, però mi ha detto guarda che è al limite, dai rumori che fa è proprio al limite, insomma. Ecco, racconto questa cosa per i motociclisti che possono essere interessati a queste cose, magari forse anche altri, perché insomma esiste sempre motori, cioè vale così come vale anche per i camper o le macchine, cioè tutti che la frizione, almeno al giorno d'oggi, adesso con robe moderne che gli devo fare, probabilmente anche la frizione non ci sarà più. Ma il ragionamento, visto che stiamo facendo quasi una puntata che chiacchiera di economia, il ragionamento è: se già bisogna portare la moto da un meccanico che investe il suo tempo, te smonta qua e là, visto che la frizione è al limite, probabilmente, molto probabilmente, risparmiamo soldi se anticipiamo un pochino la sostituzione della frizione. Quindi invece di riportarla una seconda volta a fare un secondo intervento, facciamo tutto in uno, hai capito? Stesso ragionamento l'ho fatto per le sospensioni posteriori, per il mono dietro, perché sembrava perfetto, però giustamente il ragionamento è cazzo, se è durata, cioè 20 anni, se è da cambiare quella davanti, vuol dire che quella da dietro in teoria è proporzionata, insomma. Ecco, non posso fare neanche affidamento sul vecchio proprietario, perché mi ha raccontato sempre un sacco di bugie anche secondo me malate, perché non c'è mai stata. Tanto, allora, premessa, la moto l'avrei presa comunque, perché da stupido e da ignorante in Ducati quella volta avevo visto dei bei cerchi, non ero neanche andato a indagare, pensavo fossero i marchesini, cioè neanche l'avevo chiesto, neanche ero andato a guardare, invece sono dei semplici cerchi che montano i Monster, quelli un po' più nuovi, e aveva gli scarichi, pezzi in carbonio e il codone dietro che alla fine erano carene cinesi in più, hai capito, cioè tipo 300 euro di carene, e quindi io mi ero lasciato incantare da sta colorazione, da ste robe, e mi ero già innamorato di sta moto. Quindi che lui mi avesse detto è stato fatto questo o quello, e non me l'avesse detto, la moto l'avrei presa comunque. Però sto stronzo veramente, se mi guardi sei proprio un coglione, veramente un fallito, ma te lo dico senza cattiveria,
e adesso capirete tutti il perché, è andato a dirmi che aveva rifatto la frizione, regolatore di carica e sospensioni e altre cose, fatta caso, regolazione valvole, che è la cosa più importante, fatta caso, quelle sono state le cose che dovevano essere fatte, e ci ha portato anche non pochi disagi, perché vabbè, le valvole non ci si fidava già in anticipo. Il mio amico meccanico ha detto vabbè, comunque tanti non te lo fanno, te lo mettono in conto, e questo purtroppo l'ho visto che è successo anche a altri miei amici, ti mettono in conto le robe e non te le fanno, quindi quelle per sicurezza è una roba delicatissima, le ricontrolliamo. Difatti erano completamente da riregolare, diciamo, e una era proprio sbiellata, piegata, quindi ok, quindi già lì. E dopodiché però siamo andati avanti non so quanto, c'è la moto che a 8 giri moriva. E ho detto cazzo, abbiamo cambiato tutto, è tutto perfetto, è tutto nuovo, cambia centraline, cambia EPROM, scambia, perché per fortuna anche il mio Ducati, il mio meccanico ha una 748, che è anche il mio caro amico che saluto, ma dicevamo sempre non andiamo a cambiare il regolatore di carica, cioè non perdiamo tempo con sta roba perché è appena stata cambiata. Dopodiché il mio cervello ha detto ma scusa un attimo, ma tutti i problemi che ho avuto erano quelli che erano nella lista che ha scritto il proprietario della serie, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, invece non era vero. L'ultima cosa che mancava era il regolatore di carica. Allora ho detto no, ho detto cambiamo il regolatore di carica, porca puttana, era quello. Quindi sono proprio un coglione, ferito al coglione che mi ha venduto la moto. Tu mi dirai ma magari anche al tipo gli avevano detto abbiamo fatto sti lavori e invece non li hanno fatti. No, perché mi ha detto che li aveva fatti lui, aveva detto che lui era un meccanico Ducati, e poi abbiamo trovato di quelle cappelle che neanche io, che non capisco un cazzo di motori, mai avrei fatto. Quindi vabbè, diciamo che non provo risentimenti un po' per questo suo ritardo mentale, ma per il resto continuo a provare nervoso, non per le cose che ha lasciato da fare, quello è normalissimo, cioè è normale quando prendi robe usate, ma perché mi aveva detto che erano state cambiate, e questo ci ha veramente, ripeto per la terza volta, ci ha reso difficile la rimessa a nuovo della moto, perché appunto non andavamo a toccare certi pezzi che invece erano quelli che davano problemi. Avevamo perso un disastro di tempo per niente. Direi che ChatGPT mi aiuta molto. Cazzo, che bella giornata però, ragazzi. Sto lavorando veramente volentierissimo. Allora, ho anche le batterie al 98% e sto guadagnando, mentre il computer è acceso col monitor che lavora, a 10 ampere. Vabbè, insomma. Prima mattina, fra un'ora e 39 minuti, ho le batterie al 100%, nonostante il computer stia andando sotto inverter. Poi, ovviamente, questa può sembrare una sciocchezza e veramente per pochi, cioè solo per chi magari un giorno decide di fare sta minchiata di farsi l'ufficio dentro il camper. Come puoi vedere, il monitor si spegne subito. Io gli ho messo un timeout di 1 minuto. Attenzione, è diverso dallo standby. Il computer resta così com'è, solo il monitor si spegne dopo 1 minuto. È importante, è un po' come sti robi qua, guarda, cioè tac, quando lavi i piatti ritac, tac e ritac, cioè sai quanta disaster di acqua che risparmi con queste robe qua. Sono quei piccoli accorgimenti che sembrano minchiate ma non lo sono, ti rivoluzionano la vita, un po' come il mio discorso che amo, tipo vivere in camper, non sprecare eccetera. È ovvio che tutti i soldi che prendo sono tutti per me, perché non ho uscite. Uguale l'acqua, il piccio lì, a parte che fa da riduttore, ma lo start and stop dell'acqua, cioè è ovvio che se io non spreco acqua per niente quando passo da un piatto all'altro, cose del genere, ovvio che guadagno decine e decine di litri in un pieno, ovvio che l'acqua mi dura il triplo, hai capito? È logica. E idem anche le batterie del camper, cioè con una semplice stronzata, cioè, se non uso per più di 1 minuto il monitor, che senso ha che mi consumi corrente, che anche sotto inverter, anzi non devo mettere le mani. Allora gli si dice di andare in stand by. Poi ovviamente è giusto così per raccontare un po' i cassi miei. Tu mi dirai, madonna, ma perché lavori sempre col monitor e non lavori in modalità portatile? Allora diciamo sì che hai metà ragione, nel senso che per certi lavori no, assolutamente non puoi proprio lavorare senza un monitor ad alta risoluzione, e non parlo solo di grafica ma parlo anche di certe cose complesse che faccio io nei siti piuttosto che in altre applicazioni web, in quanto mi servono più finestre da affiancare, più cose da gestire contemporaneamente.
però è anche vero che è diventata un'abitudine, quindi ci sono a volte dei lavoretti che potrebbero essere benissimo fatti in modalità notebook, ossia col portatile scollegato, senza l'inverter acceso, senza il monitor che va, eccetera, e quindi potrei avere un risparmio del quadruplo dell'energia. Però vabbè, insomma. Dici, ringraziamo DS Tech per i 600 ampere di litio, e comunque vabbè, i DC sono 90 ampere, ragazzi, ce n'è uno da 30 e uno da 60. A di là, in corsa io tramite questo switch decido se aver spenti i DC, tipo ora, se azionare quello da 30, se spegnere quello da 30 e azionare quello da 60, oppure se accendere sia il 30 che il 60 contemporaneamente, e quindi 90. In più 650 watt di pannelli solari, in più cacchio, è vero, devo chiamare mio amico Ivano, è vero, per sistemare il generatore. O meglio, guardiamo il meteo, mi aveva detto se c'è bello puoi venire da me, guarda il meteo, se è bello, no, niente, pioggia e nuvolo alternato a parte oggi, per tutta questa settimana e forse anche per la prossima, vabbè, non c'è urgenza. Comunque mi diceva, giusto per raccontarti un po' i cassi miei, mi diceva Ivano che non è una perdita di gas, un qualcosa che butta fuori, ma forse te l'avevo già detto in un video, te l'avevo già anticipato, ma il fatto del GPL sporco. Ma a parte il GPL sporco, ha detto il tuo problema è che non hai proprio un filtro, ha detto è follia non avere un filtro, ha detto cazzo mi vengono da sistemare macchine che hanno problemi di sporcizia, che hanno 2 filtri, perché ha detto le auto hanno 2 filtri di solito e tu non hai neanche uno, quindi ha detto in ogni caso quello che dobbiamo fare è assolutamente metterti un filtro. E può essere che ha ragione, sì, te l'avevo già detto in un altro video, può essere che ha ragione, perché effettivamente, ripeto, i problemi andava tutto alla perfezione. Il generatore è sempre partito al primo colpo, andava sempre tutto alla perfezione. A un certo punto, dopo che ho cambiato un distributore, perché ero per strada, ho fatto il GPL un distributore sconosciuto, ha iniziato a rompere le balle, a non partire più. E effettivamente mi ricordo che con quel piano di GPL tutto sapeva da una puzza bestia di gas, cioè sia il generatore ma anche i fornelli, proprio puzzava da gas fuori maniera. Adesso l'ho finito, ovviamente è un pezzo che l'ho finito, però probabilmente è rimasto qualcosa che ha ostruito da qualche parte, ha rotto le balle. Oggi sono felicissimo perché il lavoro non manca. Guarda la moca Van Life mentre dico che il lavoro non manca. Però non è più soffocante come prima, cioè prima veramente mi stava venendo quasi no, la parola esagerata, l'attacco di panico, però veramente, cioè, proprio, era molto stressante, cioè molte cose troppe, cioè da una parte sono contento perché dico cazzo, il sogno di una vita, io ho sempre sognato, oddio caro, vabbè, aprirmi il negozio di computer, quello era il sogno della mia vita, tra virgolette provato tante volte, ma i costi erano altissimi e io avevo la classica vita normale, cioè per quanto avessi un tra virgolette buon stipendio, classica vita, 6, 13esima, 14esima eccetera, però la casa, le bollette, spendi un disastro di soldi, macchine, moto, ristoranti, locali, qua e là, e quindi ero sempre povero come la merda, no? Nonostante appunto lavorassi come non so cosa. C'era un periodo che facevo addirittura 2 lavori, perché spendevo tanto, però hai capito, ero in questo loop che è normale, insomma, di quasi tutti. Effettivamente conosco tantissima, vabbè, senza dilungarsi troppo, alla fine vedi, l'ufficio è stato questo camper che ha realizzato sia il sogno di una vita di lavorare in proprio, primo, di avere il proprio negozietto, quindi questo è il proprio laboratorio più che negozietto, e di avere la tiny house, sì. E la moto c'è ancora, non è più un desiderio sfegatato come una volta, però comunque è sempre una cosa che ho nel sangue e che apprezzo, diciamo. Io adesso ho deciso basta vendere, ricomprare moto, cioè la si tiene, casomai se non la si vuole usare si dice vabbè, si paga il bollo, si tiene ferma l'assicurazione, però basta buttare via soldi in infiniti passaggi del proprietà, ricomprare caschi, ricomprare guanti, ricomprare abbigliamento, cioè la moto si tiene e basta, al massimo la si mette via per qualche anno, hai capito? Tanto dopo arriverà sempre la moto di riutilizzarla. Vedo tantissima gente che ha più di 80 anni che va via in moto e fa anche viaggi molto lunghi, quindi no dai, facciamo l'eccezione perché sto facendo troppo il dipendente.
Quindi sono stato anche troppo bravo, credo di essere più o meno a metà del lavoro. Quello difficile intendo, no, dei miei lavori, quelli sono i soliti lavori che non hanno date, non hanno orari, quindi non hanno alcun tipo di peso in termini di difficoltà per me, quindi quelli non li menziono. Decido oggi di regalarmi questa cosa, di chiudere l'ufficio, andare a trovare il CP e credo di andare su Auronzo. Sì, mi carico l'e-bike e andiamo su Auronzo. Auronzo di Cadore, mica Pizza e Fichi. È un, tra virgolette, viaggio di piacere, nel senso che purtroppo, come forse ho già detto, il mio lavoro ha anche i suoi svantaggi. Gli svantaggi è che sei sempre seduto, soprattutto quando ci sono cose più difficili che non puoi, diciamo, interrompere e mollare, quindi sei sempre seduto e ne risentono tantissimo le spalle e le cervicali, per quanto tu possa avere una postura corretta, la sedia corretta e tutto quello che vuoi. Quindi voglio vedere quanti si rispecchiano in questo mio devo fare attività fisica, quindi devo andare in bici. Ora posso permettermi di insegnare, intanto che mi metto sulle scarpe, qualcosa a qualcuno. Tutto questo, lavorare qua, è bellissimo, cioè veramente rilassante, piacevole, eccetera, però è in qualche modo routine, no? Cioè, qua insomma è la mia zona, quindi è un po' come essere a casa per me. E pertanto tutto ciò che è routine, forse non tutti lo sanno, è ciò che non consente la corretta scansione del tempo, cioè scandione, cioè come si dice, scandire il tempo, la corretta scansione, vabbè, ero in testa scanner, cosa volete dire. E pertanto il tempo vola ragazzi miei, il tempo vola. Il tempo, se non c'è questo stacco che permette al cervello di percepire il tempo, ok? Vola, poi volano i mesi, poi volano gli anni, e così è volata la vita. Quindi serve sempre cercare, nei limiti del possibile, nei limiti del logico e dell'intelligente, di avere una vita un po' variegata. Insomma, dopo, per un po' variegata, ognuno ha il proprio livello, le proprie necessità, le proprie sfumature. Non esiste una formula che va bene per tutti, però esiste questa riflessione che ti sto facendo fare, che secondo me è molto importante, e questa sì va bene per tutti. Ho detto con tono anche, va bene per tutti. Devo togliermi sto merda di vizio di andare nelle aree camper per discorso della corrente, perché dicevo vabbè, tengo più acceso tutto, faccio una bella partita all'Xbox eccetera, ma mi costa in fascia stare in Skype. Però effettivamente non è che uno dice lo faccio per Skype, perché mi costerebbe molto meno, veramente decisamente meno, andare in un posto che mi piace in libera e buttare dentro il GPL. Io ho il generatore che va a GPL, hai capito? Quindi adesso provo a seguire questa nuova cosa, a cercare, a cercare di cambiare su questa cosa che secondo me non è certo una cosa grave, però è una cosa che mi porta dei danni, ossia mi priva di vivere delle belle esperienze che potrei vivere per questa cagata che io penso necessaria, che è la colonnina della corrente. Ripeto, no, anzi, vado a spendere di più se vado a attaccarmi con la colonnina, anche se è un'area camper gratuita, vado a spendere di più. Il GPL è a meno di 70 centesimi al litro qua da noi, ragazzi, quindi con un litro non so quanto fa andare il generatore carica 80 ampere-ora, quindi sì, guarda, quasi non mi pare vero. Cioè, il posto lo conosco già, però non in bici, pertanto non lo conosco. Wow, sono consapevole della mia fortuna di viaggiare con la mia casa e il mio ufficio di sera in montagna super settimana. Porco cane, continuo a sentirmi sempre strano, cioè continuo a percepirla strana sta vita. Non strana nel senso di stravolgente, ma strana nel senso di strana, piacevolmente strana, esatto, sì. Ma sì, ma noi romantici non è che siamo neanche tanto Adams. Prova a pensare alla canzone di Albano e Romina che diceva la felicità, no? È la pioggia che scende dietro alle tende, hai capito? Cioè, il fatto che tu vedi una situazione teoricamente malinconica, ma dal lato positivo, ossia tu sei dall'altra parte della finestra, dalla parte dove non piove e dove c'è il calduccio, stai bene, capito? Dobbiamo provare un po' tutti a rimparare
queste piccole cose, cioè oltre al bicchiere di vino con il panino, che poi insomma se l'aperitivo, quello l'abbiamo imparato bene, ma a parte quello insomma ci sono ancora tante cosine simpatiche che ti danno la felicità. Eccola, pirla. Corrono, sfrecciano e poi c'è l'incidente. Dio cano, cazzo mi tagli la strada che è un camper, non ho i freni di un Formula stupido come la cacca. FZ251 TC, impara a guidare. Cazzo, sono 2 corsie, non mi devi venire a inchiodare davanti a me. Ma roba da matti. Io non voglio essere cattivo, però veramente quasi nessuno ormai sa guidare, cioè non sapete guidare, cazzo, perché si confonde, quasi tutti confondono l'andare veloce con il saper guidare. In realtà sono 2 cose completamente diverse, che dopo uno sappia guidare, sappia anche andare veloce, questo è un altro discorso, che nulla, poco ha a che fare con quello che stavo dicendo io e con quello che vedo tutti i giorni nelle strade. Accidenti, imparate a guidare, porca troia, dopo potrete correre più veloce una volta imparato. Aspetta, mentre dico questo ricordo che siamo fermi in coda a causa incidente, perché giustamente di notte in montagna con la pioggia vuoi non correre? Ma sì, dai cazzo, corri! Nice, la mia nuova città, che belle luci. L'area camper però è a 2 km, peccato, perché avevo visto tante belle pizzerie, ristorantini, osterie, negozi, peccato. Vabbè, diciamo che il comune ci tiene a far risparmiare i camperisti, dai, ringraziamolo, dai. Questa è l'area camper, ma io mi ricordavo di là gli altri parcheggi. Ok, vado a caricare già adesso, quasi quasi, sì, dai. No, invece anche no, il 96% di acqua. Vabbè, te la farò vedere o stasera o domani, meglio forse domani che c'è un po' più luce. Quest'area camper è letteralmente davanti al Fan Bob, che è anche di là ci si poteva mettere, anche di qua, che è letteralmente una specie di bob però sulle rotaie. Ok, noi ci mettiamo qua, vista torrente qua. Momentaneamente sono lì, però starei meglio qui, qua vista montagna che ora non te vedi. Mamma mia, quanti rumori in montagna. E qua non daria bene, anche qua. Non so, però non c'è scritto parcheggio. Non vorrei mai. No dai, mi butto là a sinistra, dai. Andiamo un attimo a vedere l'area camper. Allora, innanzitutto non ha le colonnine. Vediamo se funziona. Oh, cadio nato che me lavo. Sì, direi che funziona. Ci sono stati altri rubinetti, bidoni. Andiamo a vedere, giusto per curiosità. È a pagamento. Il Van Life si è messo lì. Io sinceramente no, cioè mi fa anche triste. Preferisco stare lì, in riva. 3 euro all'ora e 20 euro al giorno per un parcheggio senza corrente. Sti qua è veramente una brutta malattia al cervello, cazzo. Sì, confermo. 3 euro all'ora e 20 euro al giorno. Sono fuori. Guarda che bello il mio pulmino. Se non ci fossero ladri avrei sempre li boica dietro, tanto vedi al telo che la copre dalla pioggia e da tutto. È vero anche che ho il super sistema di antifurto, quello è vero. Però un cazzo è sta roba? Una specie di zipline, sì, che vai di là, bellissima. Io potrei mettermi qua, in parte la zipline non c'è alcun tipo di divieto, c'è più spazio e quella è la ciclabile. Fammi vedere. Peccato essere distanti dal centro, io veramente mi sarei cavato un bel po' di spritz. Vabbè, pazienza, si vede che non vogliono. Cosa vuoi che ti dica? No, magari alla sinistra la zipline, perché sennò mi fa ombra l'albero, mi carica meno i pannelli. Io devo giocare a Far Cry, fioi. Qua. Adesso anche me la puntino nelle mappe. No, avevo già prepuntinato sto punto qua a fianco alla zipline, perché non ci sono i cartelli di divieto, c'è più spazio per la mia bellissima casa / ufficio, e ha comunque la vista qua. Sì. Mamma mia che sauna dentro al pulmino, perché avevo fatto andare i termi con il motore. L'Alde può fare anche sta roba qua molto simpatica, più anche riscaldamento davanti che riscalda in maniera estrema. Beh dai, ci sarà -2 stanotte, non è freddissimo, però insomma tac. Felicità è un cuscino di più nell'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro le tende, la felicità
e abbassare la luce per fare pace alla felicità. Felicità, Felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa